Nelle aperte solitudini delle zone montane della Sardegna, lontano dai centri abitati, sorgono le chiese campestri. Collocate sulle vette dominanti o su vasti altipiani, conservano il loro intatto e abbandonato silenzio tutto l'anno. Solo per un brevissimo periodo sembrano risvegliarsi. Sono i giorni della novena, quando gruppi familiari provenienti da diversi paesi della zona si trasferiscono qui per sciogliere il loro voto. Sono famiglie di contadini e di pastori, che serberanno anche per il futuro, nella forma tradizionale del comparatico, le nuove relazioni solennemente consacrate sotto l'egida dei santi. Nel chiuso mondo isolano, la zona franca del santuario continua ancora oggi ad assolvere alla sua funzione più importante, quella di mediare nuovi contatti sociali, aiutando a superare le barriere di diffidenza e di ostilità che oppongono paese a paese. Si crea qui un villaggio temporaneo. I novenanti vivono comunitariamente in piccole stanze attorno alla chiesa, le cumbessias, in un clima di devozione e di concordia. In questo mondo arcaico anche la socialità esige una giustificazione soprannaturale. È nelle zone più conservatrici che si è mantenuta la pratica della novena un tempo più diffusa. La fascia mediana dell'isola, che va dal Golfo di Oristano a quello di Orosei, attraversando le più dimenticate regioni dell'interno, è costellata da una quarantina di chiese con novenario, che sono ancora oggi molto venerate e frequentate. In tutti questi santuari l'architettura è la conseguenza diretta della vita che vi si svolge. Le cumbessias abbracciano, secondo forme più o meno regolari, un ampio piazzale, la corte, che è la zona in cui la comunità vive la sua vicenda quotidiana. È una vita che tende a ripetere le stesse abitudini del paese, ma con un altro atteggiamento psicologico. Le donne continuano le piccole occupazioni domestiche, però col piacere dell'eccezionalità, mentre i bambini, presi anch'essi da questo clima di evasione, danno il loro contributo al lavoro di tutti. Il nucleo familiare tende qui a dilatarsi. Vige durante il periodo della novena la legge sacra della collaborazione e della fratellanza. Alla Madonna del Rimedio, frequentata dagli abitanti di Orosei e degli altri paesi della baronia, anche i pasti diventano un fatto pubblico, che si svolge all'aperto, sotto le tettoie di frasche, alla presenza di tutti gli altri compagni di novena. Tutta la corte diventa una grande famiglia. L'ubicazione dei santuari obbedisce quasi sempre a due precisi criteri. Anzitutto l'accessibilità da più paesi e in secondo luogo la felice posizione paesistica. Si va a far novena presso un santuario come quello dei santi Cosma e Damiano, presso Mamoiada, anche per l'amenità dei dintorni, per l'aria e l'acqua pura. Sono questi gli unici beni di consumo a buon mercato di cui può disporre una cultura dalle limitate risorse economiche. Così il santuario si rivela sì luogo di devozione, ma anche di villeggiatura. Una villeggiatura modesta, da poveri, come può permettersela una società ad economia agropastorale. La novena è frequentata soprattutto dalle donne. Per loro questo è un tempo di libertà, una pausa che interrompe la dura monotonia di un anno di lavoro. È sempre la donna che si assume l'iniziativa del voto e del pellegrinaggio e fa valere anche sugli altri membri della famiglia il rispetto dell'obbligo religioso. La sua è così una rivincita, una evasione del resto socialmente riconosciuta alla limitata autonomia consentitale in paese dalle leggi della comunità. Anche per gli uomini, del resto, la novena è tempo di vacanza. Non per nulla tutte le feste campestri cadono in maggio o in settembre, cioè in corrispondenza della fine dell'anno lavorativo dei pastori o dei contadini. La novena, in effetti, è per tutti un fatto che modifica l'ordine della vita quotidiana, consentendo un periodo di vita diversa da quella che si conduce in paese.
più libera, aperta e distesa. Il santuario corregge il paese, ne sospende le norme severe, ma solo entro termini ben definiti di tempo e di spazio. La conclusione del periodo di novena è il giorno della festa, che vede l'afflusso di centinaia di pellegrini dai paesi tutti intorno. Qui, alla Madonna di Gonare, invocata e venerata da mezza Sardegna, ciascuno viene, come a tutti i santuari, con una richiesta o un ringraziamento. Le malattie, la siccità, i furti di bestiame, la disoccupazione gravano sulla incerta vita del pastore e del contadino, ed egli va al santo col proprio voto, in un pellegrinaggio in cui il destino del singolo si riconosce in quello di 1000 altri simili a lui. Così, pure nell'ambito delle trasformazioni che l'aspetto esteriore della festa subisce sempre più di anno in anno, i devoti vengono qui a ripetere con rinnovata convinzione i gesti e le preghiere apprese dai padri. Il pellegrinaggio prevede, quale rito obbligato, la salita a piedi dallo spiazzo su cui sorgono le Cumbesias su fino alla vetta del monte. A ogni tappa corrisponde un gesto, anzi un contatto diretto fra il devoto e un oggetto del culto, come se soltanto da questa possibilità di toccare con la propria mano gli elementi di cui si compone il materiale mitico e religioso della devozione possano scaturire le grazie che i fedeli vengono a chiedere ai loro santi. La Madonna, dice la leggenda popolare, sarebbe fuggita dall'Egitto a cavallo di un'asina, portando con sé il bambino, e proprio a Gonare avrebbe trovato rifugio. Ancora una storia esemplare di uno scioglimento di affanni, in cui ciascuno può riconoscere la propria vicenda e trovare una speranza. La chiesa sorge in alto, a 1000 metri, e la salita verso la cima, molto faticosa, è il primo tributo che si paga in cambio di una protezione. Una volta sulla vetta, l'atto d'obbligo, che conclude l'itinerario e in qualche modo scioglie il voto, è assistere alla messa. Ma subito dopo l'amenità del luogo sembra compensare la fatica compiuta per giungere quassù. Una vasta distesa di colline, valli e pianure si apre davanti agli occhi sconfinatamente fino al mare, e ogni pellegrino può cercarvi il proprio paese e ritrovarlo sicuro sotto la tutela della montagna sacra. Il culto popolare elaboratosi attorno al santuario sembra aver riorganizzato entro una veste cristiana un complesso di miti e di riti probabilmente più antico. Caratterizzano infatti il paesaggio di Gonare varie pietre sacre e taumaturgiche che la fede popolare ha poi inserito entro il culto mariano. Subrazzolu è la culla dove la Madonna avrebbe posato l'infante. Di fatto è una pietra su cui le donne, fino a non molti anni fa, si lasciavano scivolare per impetrare la fecondità. Ora l'antico rito è ripetuto sotto forma di gioco dalle bambine. Qualche vecchia compie ancora la cerimonia, attribuendole un oscuro senso devozionale e commemorativo. Ma ogni angolo di questo monte serba memoria del passaggio straordinario. Ecco Simbaradorgiu, la cavità che la roccia formò per accogliere la Madonna e il suo bambino quando vi si appoggiarono per trovare un momento di riposo. Per assorbirne l'influenza di grazia bisogna che ciascuno ripeta gli stessi gesti, si appoggi alle stesse pietre, prenda con sé un ricordo di questo pellegrinaggio, strappando le foglie miracolose del leccio che offrì la sua ombra alla santa famigliola affaticata. Accanto è la cavità dove la Madonna appoggiò il gomito, e la polverina che si ricava dalla roccia friabile di talco ha anch'essa la sua virtù, capace di dare il latte al petto delle madri, proteggere dai mali, ottenere guarigioni miracolose. Con questa polvere il segno della croce diventa più sacro, ogni preghiera più efficace, e una volta portata a casa, la sua grazia toccherà anche ai malati, ai lontani, agli assenti.
La discesa è ora più leggera, perché è accompagnata dalla sensazione di avere già assolto all'obbligo del voto, di avere sciolto la promessa. Il lobolo ai mendicanti schierati lungo il sentiero trasforma ciascuno nel suo piccolo in un modesto santo protettore. La festa grande è ovunque più o meno la stessa. Al Rimedio di Orosei, come altrove, il solito affollamento, le solite modeste bancarelle per poveri consumatori di paese. Gli aspetti di gioioso godimento comunitario che caratterizzano queste feste e che noi definiremmo laici sono invece considerati dalle antiche culture rustiche come manifestazioni appartenenti all'ambito della vita religiosa. Profano e sacro, pagano e cristiano si mescolano nelle forme così peculiari di questo cattolicesimo rurale. Anche qui si viene a sciogliere le promesse fatte durante l'anno. Gli ex voto di cera, che ripetono con ingenua monotonia immagini umane e parti anatomiche, sono puntualmente accompagnate da biglietti col nome del donatore. Ma la parte maggiore della devozione, in questa religiosità che ama il rapporto diretto, quasi familiare, coi suoi santi, tocca alla statua della Madonna. A lei i devoti regalano monili, piccoli gioielli, acquistati non senza sacrificio, in cambio della grazia ottenuta o invocata. La Madonna del Rimedio protesse in passato queste popolazioni litoranee dalle incursioni dei pirati e oggi ciascuno si rivolge a lei per chiedere un rimedio ai propri mali. Per questo, il giorno della festa, la piccola chiesa non basta più a contenere la folla per la messa. Chi arriva in ritardo deve contentarsi di ascoltarla di fuori, ma senza avere per questo la sensazione di partecipare al rito in misura minore degli altri, perché l'intera area del santuario è sentita come pervasa dalla santità della giornata. La misteriosa presenza della grazia arriva dappertutto. L'origine delle feste campestri sarde è remota. La stessa ubicazione dei santuari, in prossimità di fonti o di pietre sacre, può spesso testimoniare di una loro derivazione naturalistica pagana, che è però difficile datare. Più semplice precisare l'epoca in cui tali riti e tradizioni assunsero il definitivo assetto di culto e di celebrazione cristiana. I santi Cosma e Damiano sono due medici che vissero in Asia nel V secolo e il loro culto fu certamente introdotto in Sardegna all'epoca della dominazione bizantina. Ai due santi taumaturghi si rivolgono le popolazioni dei paesi pastorali situati attorno a questo altopiano. La struttura di un'arcaica società agro-pastorale si riflette in ogni aspetto della vita del santuario, anche nella suddivisione dei compiti fra i due sessi. Se sono le donne a frequentare la novena, è però agli uomini che spetta tutto l'onere organizzativo. Un comitato paesano provvede alla manutenzione della chiesa e delle cumbesias, oltre che all'organizzazione dei festeggiamenti. Sono gli obrieri che, diretti da un priore, provvedono durante l'anno alla raccolta dei fondi, elemosinati di famiglia in famiglia e di paese in paese. Il comitato è un organismo laico, autonomo da ogni controllo ecclesiastico, che però si interessa di ogni manifestazione della vita del santuario, anche di quelle più strettamente religiose. Si ribadisce così quella indissolubile unione di sacro e profano che contraddistingue questa società nei suoi aspetti più tradizionali. Il ballo fa parte della festa, rappresenta il momento in cui in maniera rituale si corona in letizia l'avvento di questa giornata. Ogni paese ha una sua danza caratteristica ed i gruppi tendono a ritagliare nel grande cortile uno spazio per la propria esibizione.
Come in tutte le culture rustiche, festa vuol dire anche cibo, anzi vuol dire banchetto. La preparazione della portata più importante, che è la carne, riceve cure particolarmente attente, poiché è nel mangiare e nel bere, segni essenziali dell'esistenza, che i popoli poveri riconoscono il modo più lieto e festoso di celebrare le ricorrenze solenni. Il grande pranzo comune è un atto senza il quale la festa non sarebbe completa. Di fatto, la festa è la parentesi che una volta l'anno fa la vendetta di tutte le privazioni quotidiane. È festa soprattutto di abbondanza, abbondanza di cibo, abbondanza di incontri umani. Sedere sullo stesso prato, all'ombra di alberi vicini, anche questo è un modo di rompere l'isolamento tradizionale tra paese e paese. Il momento culminante della festa, che realizza in maniera più evidente questa occasionale solidarietà, ricreando quasi l'illusione di una mitica comunità di uguali, è soltanto un momento breve. Domani la dura realtà quotidiana riprenderà il sopravvento e come ogni anno gli antichi santuari si chiuderanno nella loro silenziosa solitudine.